I carabinieri del comando provinciale intensificano i controlli, ritirate 20 patenti, documenti di circolazione, levate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro. Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio svolti nei giorni scorsi nel comune di Agrigento e nei centri limitrofi, i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno intensificato l'attività di vigilanza sulla circolazione stradale, con particolare attenzione ai comportamenti maggiormente pericolosi alla guida. Nel corso dei controlli sono stati identificati oltre 200 soggetti, verificati 142 veicoli, con l'elevazione di numerose sanzioni per violazione al codice della strada, tra cui l'uso del telefono cellulare alla guida, la guida in stato di ebbrezza, la mancata revisione delle auto, la circolazione con patente scaduta. Complessivamente sono state ritirate 20 patenti di guida, una carta di circolazione, mentre un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e a un altro a sequestro finalizzato alla confisca. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 4.600 euro. 13 conducenti sorpresi a utilizzare dispositivi elettronici di varia natura durante la guida. Per loro è scattata la sospensione immediata della patente di guida per 15 giorni, la perdita di 4 punti e una sanzione di 250 euro. 3 giovani sono invece stati controllati alla guida di veicoli sotto l'effetto di alcolici. Un trentenne è stato sorpreso per la seconda volta alla guida di un'auto senza avere mai conseguito la patente. Il veicolo è stato sequestrato e verrà sottoposto a confisca. Nel medesimo contesto operativo i militari dell'Arma hanno svolto anche un'attività di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, specie nelle aree della Movida, procedendo alla segnalazione alla prefettura di 2 soggetti trovati in possesso di quantità di hashish. Nel corso dell'attività di controllo i militari hanno proceduto nei confronti di un soggetto che, fermato alla guida di un veicolo, ha fornito false generalità nel tentativo di eludere gli accertamenti, non avendo mai conseguito la patente di guida, venendo sanzionato anche per guida senza carta di circolazione. I servizi hanno visto l'impiego di oltre 30 carabinieri, rientrano in un ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato a garantire sicurezza stradale, tutela della collettività, soprattutto in vista dell'incremento dei flussi di traffico legati alle festività natalizie. I controlli, concludono i carabinieri, proseguiranno anche nelle prossime settimane.